Guardi, la legislatura è finita, può accomodarsi. Senta, sa cosa volevo dire? Che io, povera, proprio povera Italia, ma non dal punto di vista, diciamo, paesaggistico, culturale. Pensate, quando io ho la mia casetta in Calabria, esatto, è una casetta modesta, io esco la sera all'imbrunire e vedo sulle pendici dell'Etna queste lucette che piano piano si accendono una a una, ed è praticamente subito sera. Queste lucette poi si confondono con le stelle e con tutto l'universo. Senta, si presenterà un'altra volta. È così, la politica. Ma come si fa a entrare in politica? Lei, ad esempio, vuole diventare deputato. Allora si presenta al popolo, lei, e il popolo sovrano, se gli va, vota per lei e la manda direttamente a fare le leggi in Parlamento. No. No, la cosa non è così facile. Presentandosi in questo modo, lei non ha alcuna possibilità di arrivare in Parlamento. Per arrivarci deve inserirsi in un partito e convincere i dirigenti del partito ad accettarla come loro candidato. Ma vediamo adesso la figura tipica del candidato. Non di tutti i candidati, ma insomma di una buona. Ma generalmente è il prodotto finale non brillante di uno che non eccellerebbe nell'ambito della sua professione, di una cultura borghese, umanistico borghese. Viste poi adesso la reputazione che hanno da noi le parole borghesia e umanesimo, deve trattarsi sicuramente di una persona educata male, di scarsa intelligenza e con poca voglia di lavorare. E da qui l'altissimo numero di imbecilli fannulloni che campano nella nostra politica italiana. Ma egli, questo candidato, crede fermamente di essere non solo bravo, ma migliore degli altri candidati. Ed è intimamente convinto che se riesce ad arrivare a sedersi in Parlamento, si è sistemato per tutta la vita. Non lascia più. Esatto. Però vuole essere eletto in nome dei valori morali universali, ma sa che deve difendere interessi molto particolari, altrimenti sa che altrimenti la sua candidatura è inutile. Quindi un uomo non molto intelligente, né eccessivamente onesto, E no, perché l'onestà pare che sia un grosso ostacolo alle carriere politiche. Sì, perché gli onesti difettano di elasticità mentale.